La Polizia di Stato di Torino ha eseguito una misura cautelare di collocamento in comunità, con permanenza in casa in attesa della disponibilità della struttura, nei confronti di un giovane italiano, indagato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. I fatti risalgono alla manifestazione pro-Palestina del 3 ottobre 2025, quando circa 4.000 attivisti raggiunsero l'esterno dell'azienda Leonardo in Corso Francia. In quella circostanza furono lanciati bottiglie, pietre e artifizi pirotecnici contro le forze dell'ordine e all'interno del parcheggio aziendale, provocando danni a numerose auto. Secondo le indagini, il minore avrebbe effettuato oltre 30 lanci tra pietre, bottiglie, fumogeni e un cassonetto, per poi introdursi nel parcheggio dei dipendenti e danneggiare un'autovettura a calci e pugni. Contestualmente all'esecuzione della misura, la Procura per i minorenni ha delegato una perquisizione domiciliare, portata a termine nella mattinata odierna.